Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina: operazione della polizia contro le famiglie di Alcamo e Calatafimi nel Trapanese, che ha portato all'arresto di 10 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati c'è anche l'ex senatore del PD Antonino Papania. Dopo la richiesta a 6 anni di reclusione da parte dei PM di Palermo nel processo Open Arms, Matteo Salvini ha aggiornato il suo libro Controvento. Il vice premier ribadisce la sua innocenza scrivendo che la nave spagnola carica di migranti avrebbe rifiutato diversi porti perché l'unico obiettivo era sbarcare in Italia. Secondo quanto riferito dall'agenzia ANSA, il deputato regionale Marco Intravaia, che nei mesi scorsi aveva lasciato Fratelli d'Italia, ha aderito a Forza Italia. Con questa nuova adesione gli azzurri raggiungono quota 13 deputati, diventando il primo gruppo parlamentare all'Assemblea regionale. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 2:02 della scorsa notte davanti la costa est della Sicilia, a largo della provincia di Catania. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 23 km di profondità ed epicentro a 8 km di distanza da Riposto. Mentre su Rai 1 andava in onda la prima puntata della fiction Sempre al tuo fianco, sui televisori dei locali pubblici di Stromboli veniva riprodotto il video realizzato dai residenti con le terribili immagini dell'incendio che il 25 maggio del 2022 devastò l'isola dopo essersi sviluppato proprio su quel set. Molti cittadini per protesta hanno preferito mantenere la TV spenta o sintonizzata su altri canali. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.